Oggi è il compleanno di mio figlio Armando, compie 31 anni. Il principe, un cuore mio, ha detto: mamma, mi mangiassi un bello cuore caldo al Kinder Bueno. E stai servuta, mamma, per il tuo compleanno. Lo sai, da quello che ti faccio sempre con la mano del cuore. E mo pigliate carta e penna e venite a presa a me. Ho usato 2 barattoli di crema di nocciola perché lui ne si massaggia. Non è che io faccio il cuore caldo e so mangio solo mio figlio, ma li porto in pizzeria e ovviamente, lo sapete, ci stanno andando piatto 1, ci stanno dando a guaglione e quindi ne devo dare per forza almeno 1 ciascuno. Un barattolo lo metto a sciogliere in un pentolino e poi faccio vedere la seconda parte. La crema di nocciole io la prendo all'MD e vi posso garantire che è squisita. Io ho usato 2 barattoli perché ne si massaggia, vedete? E li sto mettendo in un pentolino perché li devo riscaldare un po'. Ma vi spiego perché la già riscaldata. Che io ci aggiungo anche il Kinder Bueno, però il Kinder Bueno se ne va a ferro, vedete? E non si squaglia giustamente dentro il forno, e io ce lo vado un poco a riscaldare insieme alla crema di nocciole. Lo sapore viene ancora più saporito, più squisito. Ecco qua, appena il cioccolato si intiepidisce, vedete che gli Kinder Bueno si squagliano e diventerà una sola crema. Sono 6 uova, calcolatevi 30 grammi di farina per ogni uovo. Quindi io userò 6 uova, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 180 grammi di farina 00. Tempo preparate questo, accendetevi il forno a 180 gradi. Ecco qua, farina e uova. Unisco la crema, ecco qua, di nocciole insieme ai Kinder Bueno che avevo sciolto prima. Crema di nocciole, uova e farina. E mo facciamo l'ultima miscata. Siamo pronti, io mi sono imburrata e infarinata gli stampini e adesso ne vado a mettere qualche cucchiaio perché poi crescono, sa boff. Ecco qua, non dovete riempirlo fino a sopra. Io ne faccio sempre qualcuno in più perché vi ho spiegato, ne si massai, però li potete anche fare cuocere e congelarli. All'occorrenza li cacciate dal forno, dal freezer, e mettete dentro un fornetto a microonde oppure nella friggitrice a aria e sono pronti. Ma vi faccio sapere quanti ne sono usciti con questa dose. Qua guardate, sono usciti 15 stampini, 15 dolcetti. Messo in forno per 15 minuti a 180 gradi. Eccoli qua, sono pronti. Ecco qua, io come tocco di decorazione ci ho messo anche un Kinder Bueno sopra. Guardate. Adesso assaggiamo. Buona giornata a tutti quanti e se fate questi tortini al Kinder Bueno scrivete a me nei commenti.